Ci troviamo nel Museo della Montagna Sarda di Arezzo e siamo qui per presentare le ricostruzioni dell'Associazione Impronte di Storia Historical Traces. Questa è la ricostruzione di uno dei due figurini del gruppo bronzeo dei cosiddetti commilitoni da Abini di Tetti. Questo personaggio è assolutamente particolare, proprio perché impugna un oggetto molto strano, definito da alcuni un bastone da combattimento e con tanti altri nomi, e per il fatto di avere sulla spalla sinistra questo oggetto, questa cosiddetta stola. Altra peculiarità è il fatto che, nonostante abbia principalmente degli abiti che potremmo definire civili, indossa un elmetto e porta anche uno scudo. Secondo alcuni, quindi, è considerabile un guerriero. Nell'interpretazione del 2016 presentata in questo libro, che Race dei bronzetti alle statue di Monteprama, il personaggio sì è interpretato come un guerriero, ma soprattutto è interpretato come un capotribù in armatura. Perché? Perché il bastone, presunto come un'arma, sembrerebbe invece portato sulla spalla, appoggiato sulla spalla sinistra, come viene portato effettivamente lo scettro dei cosiddetti capitribù in altri bronzetti, dove solitamente viene impugnato con la mano sinistra e con la destra invece viene effettuato il gesto del saluto. La statuina non porta lo scettro in questa maniera, quindi verticalmente di fronte al corpo, ma lo porta appoggiato alla spalla e nell'atto del saluto con la mano destra, esattamente poi come salutano altri capitribù. Quindi la peculiarità per cui ha permesso di definirlo come guerriero e non come capo in armatura è semplicemente per il fatto che non ostenta lo scettro, non presenta il classico copricapo a cupolina o a papalina e poi per il fatto che non ha visibile il mantello. Nella nostra interpretazione, poi tra l'altro già pubblicata, il mantello sì è presente, ma sotto forma della stola che, così definita da Giovanni Liliu, veniva appoggiata sulla spalla sinistra. In questo modo si potrebbe ipotizzare che il capotribù si presenta in armi da guerra, però mantenendo sempre gli attributi del comando, anche se sotto una diversa veste. Presenta poi il pugnale a sagamata, che è osservabile al petto anche di numerosi altri capitribù, ma anche di alcuni guerrieri. Infine, il personaggio termina il suo armamento con un elmetto di tipo ogivale, caratterizzato dall'avere questo pennacchio frontale, quasi una linguetta in alcuni bronzetti, che abbiamo ipotizzato essere un pennacchio sì, ma come parte di un animale specifico, evidentemente non dotato di corna, poiché gli elmi col pennacchio non si mescolano mai con la presenza delle corna, e quindi noi presumiamo fosse la coda, ad esempio, di un animale, come nell'arciere di Usellus, proprio con la coda dell'animale magari totemico o a cui si riferiva il clan o la famiglia di cui questo personaggio faceva parte. Si possono presumere animali privi di corna come volpi, donnole, martore, cani o altri animali simili, tra cui anche il cavallo, che in Sardegna presumibilmente arriva verso gli inizi dell'età del ferro intorno al IX-VIII secolo a.C. L'altra peculiarità, come dicevo prima, è la presenza di questo bastone, che alcuni hanno proprio ipotizzato essere un'arma, e che invece noi interpretiamo come lo scettro del capotribù, tant'è che abbiamo voluto caratterizzare in maniera anche diversa il dettaglio del cupolino, visibile nella parte terminale e impugnato ovviamente nel bronzetto al rovescio, poiché è appoggiato alla spalla sinistra, è osservabile ad esempio realizzato in bronzo in alcuni scettri di cultura picena, osservabili ad esempio in alcune tombe di periodo più o meno contemporaneo, quindi inizi dell'età del ferro, dell'Italia peninsulare. Come ultimo dettaglio, lo scudo del personaggio, che è assolutamente identico a quello del commilitone a cui è affiancato, che presenta un decoro quasi rappresentativo della forma di alcune pintaderas nuragiche, dotato però di un'unica banda laterale con diversi segmenti che noi presumiamo servissero per proteggere il braccio sinistro nel momento in cui lo scudo veniva impugnato.